E come all'improvviso, buona domenica! Buona domenica a tutti dallo Zenzero e buon caffè! Un abbraccio dallo Zenzero, dalla Sicilia! Un abbraccio, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa, tutti gli italiani dobbiano restare a casa. Un abbraccio e buon caffè a tutti! Sopra il divano, ci tiri il malocchio. Buon caffè a tutti e buona tisana dallo Zenzero. Un abbraccio veramente di cuore, ciao compare Emanuele, un abbraccio e tenere un po' di compagnia veramente dallo Zenzero. Un abbraccio veramente a tutti, un abbraccio veramente a tutti. Qua sopra, non esco. Sono perso nel mio sottosopra. Ciao Daniele, Daniela. Mi gusta lo Zenzero. Un abbraccio Patrizia dallo Zenzero, un bacione a tutti, un bacione. Io resto qua sopra, non esco. Non usciamo da casa, non usciamo, beviamo Zenzero al limone, con allegria e simpatia dallo Zenzero. E tutto, bevi Zenzero su tutto, Zenzero e limone per alleviare i dolori, per alleviare, è una buona medicina per disintossicarsi, antinfluenzale e andiamo avanti. Stasera io resto qua sopra, non esco. Sono perso nel mio sottosopra. Un abbraccio veramente a tutti, un abbraccio dalla Sicilia. Ciao Enzo, Giusy Giardina, buongiorno, buona domenica. Buongiorno Gaetano, buongiorno. Qua sopra, non esco. Non usciamo da casa, per la nostra vita, non usciamo. Mi gusta lo Zenzero. Ciao Vincenzo D'Amico, ciao Vincenzo. Ciao Concetta, ciao Beniamino, Tania Militello, buongiorno e buona domenica. Qua sopra, non esco. Sono perso nel mio sottosopra. Non usciamo, ciao Carmela, Gianna Rita Capitani, Valentino Lupo, buongiorno e buona domenica. Non usciamo. Qua sopra, non esco. Non usciamo nessuno. Maria Esposito, buongiorno, Salvatore Carabino, buongiorno e buona domenica, grazie. In famiglia siamo due. Un abbraccio da tutto, dalla Sicilia Villa Rosa, con amore, e dico di restare a casa e divertiamoci con il Re dello Zenzero, con un saluto reciproco, visto la situazione che siamo lontani, che non ci possiamo abbracciare, almeno ci salutiamo reciprocatamente. Qua sopra, non esco io, non usciamo nessuno, mi raccomando, stiamo a casa, abbiamo tempo di uscire. Ciao Anna Rita Capitani, un abbraccio. Qua sopra, non esco. Ciao Rino Marcellino. Zenzero, io resto a casa, Zenzero resta a casa. Grazie Anna Rita. Saluta Antonio Maccaluso, Anna. Qua sopra, non esco. Non usciamo nessuno. Non usciamo, un appello a tutta l'Italia. Mi gusta lo Zenzero. Ciao Laura Alfano, ciao Laura. Un abbraccio a tutti. Una stretta di mano, buona domenica dallo Zenzero. Ciao a tutti, un saluto reciproco. Un abbraccio veramente a tutti, un abbraccio. Qua sopra, non esco, non usciamo nessuno. Viva l'Italia, l'Italia ce la farà e l'Italia si rialzerà e l'Italia trionferà. Buona domenica a tutti e non ci scorreggiamo dalla situazione. Effettivamente, probabilmente ne usciremo vincitori, l'Italia vincerà. Qua sopra, non esco, grazie Anna Rita, grazie. Io vi prego di non uscire perché a presto salutiamo Roberto Gartelli, buongiorno e buona domenica, viva la Sicilia, viva i siciliani, viva l'Italia, viva tutta l'Italia.
il sud e il nord è la stessa cosa. Un abbraccio di cuore veramente, un abbraccio di cuore dal Re dello Zenzero, un bacione veramente e spero di condividere. È stressante ma la ripeto, è un pezzettino per restare a casa. Ciao Oscar, buongiorno. Non usciamo e non dobbiamo uscire, l'Italia che resta a casa. Ciao Rosaria e Carmelina Cotaia, buongiorno. Metti Zenzero su tutto. Non esco, nessuno deve uscire, a casa si resta e salute il Re dello Zenzero. Ciao Gianluigi Cacciato. Non ci scoraggiamo dalla situazione perché è bene la zona. Non si esce. Allora, siamo tutti, state tutti a casa, che io saluto a tutti, un abbraccio dalla Re dello Zenzero. Il Zenzero resta a casa e tutti dobbiamo restare a casa. Viva l'Italia, viva la Sicilia. Un abbraccio a tutti, Bruno Martorana. Ciao Bruno, salutiamo a tutti gli amici dal Belgio. Non esco, siamo qua veramente, non usciamo. È Dio che ci proteggerà. Un abbraccio dalla Re dello Zenzero, saluto a tutti quelli dal Belgio. Un abbraccio a tutta l'Italia e a tutti i siciliani e italiani che sono sparsi per il mondo. Un saluto a tutti i carcerati, una buona domenica, un salutone veramente a tutti gli anziani e tutti gli ammalati e riposano in pace per quelli che sono morti. Un saluto veramente a tutti. Gasperi Russica, ciao, grazie Anna Rita, ti saluto. Un abbraccio, un salutone veramente dalla Sicilia, dal Re dello Zenzero e restiamo a casa, è la vita per salvaguardare i nostri familiari e tutta l'Italia compresa. Un abbraccio dal Re dello Zenzero, un abbraccio Non esco, nessuno deve uscire, è una cosa ripetitiva, è una pubblicità che è doveroso che devo fare, non si deve uscire per la salvaguardia di tutti. Ciao Antonio, salutiamo il radio DJ Roberto Ferrari e DJ Angelo, un abbraccio dalla radio DJ, dal Re dello Zenzero Sicilia, purtroppo è così. Massimiliano Fatima, ciao Massimiliano, saluto Massimiliano e Fatima, ciao, buona giornata, restiamo a casa. Ciao Fabio, restiamo a casa per l'amore di carità. Allora io effettivamente, essendo il Re dello Zenzero in cui ho tante visualizzazioni, ricordo di stare a casa con amore, con affetto da Villa Rosa Enna, Sicilia. E la Sicilia ama il nord, che è molto solidale perché il Piemonte e la Lombardia e il Veneto è stato colpito dalla situazione più grave e piano piano si sta spingendo al sud. Ciao a tutti, ciao ingegnere Angelo Mangano, buongiorno e buona domenica. Qua sopra, non esco, son perso nel mio sottosopra. Un abbraccio dal Re dello Zenzero, non usciamo, un appello dal Re dello Zenzero, buona domenica e buon caffè a tutti. Massimiliano Lega, un abbraccio dal Re dello Zenzero Sicilia, Villa Rosa Enna. Salutiamo tutto il gruppo Zenzero e Limone, un abbraccio a tutti. Allora, il Re dello Zenzero indica di non uscire per la salvaguardia dell'Italia, che presto ne usciremo. Sopra, non esco, son perso nel mio sottosopra. Zenzero, mi gusta lo zenzero. Vuoi sapere qual è il trucco di restare a casa? Il trucco è di restare a casa. Beviamo delle belle tisane, zenzero per alleviare, diciamo, i dolori. Allora io dico effettivamente, ciao Bartolomeo Aprile,
Ciao Massimiliano, saluto tutta l'Italia. Era doveroso che il re dello Zenzero facesse stamattina di stare le persone a casa, a casa. Saluto tutta Piazza Armerina, tutta la provincia di Enna, Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, tutta la Sicilia e Catania. Un abbraccio veramente a tutti. Sopra, non esco, son perso nel mio sottosopra. Zenzero, mi gusta lo zenzero. Per quale trucco? Restare a casa su tutto. Sopra, non esco. Son perso nel mio sottosopra. Zenzero, me gusta. Per quale trucco? Restare a casa su tutto. Un abbraccio dallo Zenzero, restiamo a casa. Salutiamo Marco, salutiamo Anna dall'America, salutiamo Pietro Merendino, salutiamo Antonio Macaluso, saluto a tutti. Un abbraccio dalla Sicilia, dei siciliani veramente con tutto il cuore. Un abbraccio veramente dalla Sicilia, e quello che voglio dire effettivamente di stare veramente a casa. Salutiamo Anastasia, ciao Giovanna, ciao Cettina, salutiamo a tutti. No, questo no. Allora, un abbraccio, saluto Roberto Milanista, un abbraccio a tutti, Alfio. Allora, dalla Sicilia, il re dello Zenzero indica, e come è doveroso che io sia siciliano, di mettere veramente questa allegria e simpatia, in quanto mai ho pubblicizzato di stare a casa. Era doveroso il re dello Zenzero, visto tanti amici. Allora, visto che ha tanti amici il re dello Zenzero, per stare a guardare gli amici, ha detto effettivamente di stare a casa. Effettivamente e semplicemente è una cosa semplice, di stare a casa, che il re dello Zenzero vuole che a più presto ne usciamo di questa situazione. Salvatore Tiziana Calà, allora io auguro un buon compleanno e lo faccio subito a Tiziana, la moglie di Salvatore, che fa oggi il compleanno, in diretta. Allora facciamo gli auguri a Tiziana, effettivamente, che oggi fa il suo compleanno. A Rita Saporetto. Allora io faccio direttamente dalla Sicilia con furore gli auguri. Penso che oggi non mi sbaglio, che Tiziana oggi fa gli auguri. Facciamo gli auguri a Tiziana. Un abbraccio, ciao Giuseppe. Ciao Rosa Biancucci. Auguri a te. Tanti auguri a Tiziana. Tanti auguri a te. Tanti auguri dallo Zenzero. Auguri dalla Sicilia. Tanti auguri a te. Ciao Sandro Marchionna. Auguri a Tiziana. Tanti auguri a te. Auguri Tiziana. Dalla Sicilia, Villa Rosa Enna, un abbraccio, veramente che questo compleanno per te è un ricordo di non passarlo con la famiglia, purtroppo è così. Un abbraccio a te, un abbraccio a tuo marito, un abbraccio a tua famiglia, dal re dello Zenzero. Auguri Tiziana, che il Signore ci sorrida. Un abbraccio dal re dello Zenzero, un abbraccio veramente con tutto il cuore. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Tiziana, tanti auguri a te. Un abbraccio, ciao Tiziana. Maurizio Caruso, Ravenna, buongiorno. Un abbraccio veramente di cuore dalla Sicilia con furore, da Villa Rosa con furore e dall'Italia con furore. Allora io ho voluto fare veramente questi auguri perché ce ne sono tanti auguri, è un coso divertimento e speriamo che quest'anno 2020 sarà un ricordo per tutti, perché non si può festeggiare come si potesse festeggiare,
effettivamente con i familiari. Purtroppo si festeggia gli anni, chi fa gli anni di questo periodo è come se fossero gli anni malinconici, però è sempre un compleanno, il re dello zenzero e tanta felicità, e dimentichiamo i posti che vanno pubblicati, i numeri, i morti che ci sono, che riposano in pace e che speriamo bene per tutti noi, per l'Italia. Allora io, per inoltrare allegria e simpatia, essendo siciliano, questa bella non è per cosa, è la cosa caratteristica della nostra Sicilia. Viva la Sicilia, viva i siciliani, un abbraccio a tutti i siciliani e tutti gli italiani che sono veramente che sono sparsi per il mondo, e tutti veramente l'Italia che si risolverà per l'amore di tutti. Un abbraccio veramente a tutti. Non so se l'audio si sente bene, datemi l'ok se l'audio si sente bene, perché il telefono è nuovo e quello che avevo si è rotto, il telefono mi è caduto e si è rotto. Ditemi se l'audio va bene, l'audio va bene. Non so se l'audio va bene, io spero che va bene, che qualcuno mi indica che va bene. Io dico di condividere questa diretta per stare in compagnia dello centro della Sicilia, così possiate dimenticare i posti che attualmente sono su Facebook che fanno solo tristezza. Almeno facciamo una cosa diversa con allegria e simpatia da Villarosa e la Sicilia. Il re dello zenzero vuole salutare a tutti. Io voglio una cosa benissima, se l'audio, la voce si sente benissimo. Ciao Vincenzo, la voce si sente, la voce mia è squillante. Prima della musica, dopo della musica. Voglio dire che effettivamente se l'audio si sente, perché effettivamente, semplicemente, probabilmente tutto ne usciremo fuori. Un abbraccio veramente all'amico Vincenzo, ciao Vincenzo. Ok, grazie Salvatore Calau, un abbraccio. Allora, con tanta simpatia e allegria, il re dello zenzero inoltra veramente il sapore della Sicilia da Villarosa Enna, l'allegria che purtroppo non è allegria, ma è un passatempo per alleviarci i dolori. Ciao Mimma Locritani. Allora, va bene, Angelo, grazie, Angelo Mangano, un abbraccio Angelo. Ok, grazie, perché il telefono era rotto, ora questo è buono. Allora, per alleviare i dolori, il re dello zenzero ti tiene un po' di compagnia. Ok Vincenzo, un salutone, ciao, un abbraccio da Villarosa. Ciao Vincenzo, un abbraccio. Allora, effettivamente io dico di cambiare canale, di condividere la diretta, in quanto mai qualcuno magari non lo sa e ancora piange per vedere i post di Facebook. Almeno veda me e facciamo un po' di musica d'allegria. Ok, saluto veramente a tutto, Salvatore Siciliano, Fabrizio Ospitale, un saluto veramente salutiamo Antonio Zito. Allora, saluto Filippo pure di Mayra, per quanto mai ci mettiamo sempre in contatto. Viva Peppe Junior, calabrese, saluto tutti i calabresi, in quanto mai, e saluto Peppe Junior per avermi dato, l'opportunità di mettere, questa canzone della mia diretta. È bella, è significativa, di allegria e simpatia. Un saluto a Peppe Junior, calabrese, un abbraccio che ci tiene compagnia con la sua bella musica. Un abbraccio veramente di tutti. Zumba e balla, e tranquilla della mia, ci vorrebbe Nazzidella, e un giro del zumba e balla, e tranquilla della mia, ci vorrebbe Nazzidella, suona alla gioventù. Allegria e simpatia, un abbraccio veramente con tutto il cuore, un abbraccio veramente, ciao Fatima. Un abbraccio, allegria, dai, su con la vita, buona domenica. Porta bene, un sapina bella, un abbraccio.
che si sarà la donna, non si porta bene, una vita bella. Un salutone, ciao Silvana Principato, Anna, Fabio, Zumpe Balla, ci vorrebbe Nazzitella, ci vorrebbe viva Villa Rossa, viva Enna, viva la Sicilia, viva l'Italia. Zumpe Balla, e Nazzitella, ci si voglia gioventù. Un abbraccio veramente a tutti, teniamo in compagnia il Mammanio, a Villa Sorda, un saluto veramente a tutti, saluto tutto Mormove, dal Belgio, gemellata con Villa Rosa, un salutone a tutto Mormove. Un bacio veramente a tutti, stiamo a casa, io resto a casa, tutti dovete stare a casa, tutti dobbiamo stare a casa, viva l'Italia! La mia, vorrebbe Nazzitella, ciao De Vita Giuseppe, un saluto dalla Lombardia, un saluto, ciao a tutti, la Sicilia è con voi, la Sicilia è con la Lombardia e con il nord. Forza e coraggio, la Sicilia è con voi, con i lombardi, con i venetesi, con i veneto, con i piemontesi, con tutto il nord, visto la situazione. La Sicilia con il cuore sostiene il nord per la gravità della situazione. Io dico effettivamente la Sicilia ama il nord, effettivamente stiamo molto vicini. Un abbraccio dall'Errano allo Zenzero, viva la Sicilia, viva il nord e spero che un giorno finirà tutto e così possiamo fare la fratellanza e l'unione veramente con tutto il cuore, senza rivalità e senza niente. Ciao Giovanna, un bacione, ciao Dana, un abbraccio veramente a tutti, un saluto da San Cataldo, un abbraccio, ciao, saluto tutto il popolo, la città San Cataldo, Caltanissetta, un abbraccio a tutti, Salvatore Castronovo, un abbraccio, ciao Salvatore, pure tu puoi inoltrare la nostra energia con le tue belle canzoni, bravo, ciao Salvatore, un abbraccio dalla Regolo Zenzero dalla Sicilia, quello che dico io, strammatizzare quelli che sanno fare le dirette per cantare e tenere il popolo italiano impegnato per la musica e per l'allegria, ma non per la malinconia, quello voglio dire io. Saluto a tutti, un abbraccio dalla Sicilia, Villarosa e Enna, un salutone veramente con tanta allegria e simpatia, viva la Sicilia, viva Villarosa, viva Enna. Io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa, con allegria e simpatia, un abbraccio veramente. Un abbraccio veramente a tutti. Teniamo duro. Salutiamo Anna, ciao Anna, un saluto a Anna e Camilla, ciao, un abbraccio a tutti dalla Sicilia. Un abbraccio, viva la Sicilia, viva Villarosa, viva l'Italia, buon caffè, buona domenica a tutti e restiamo a casa, io resto a casa. Allora, io effettivamente con il colpo e con la mente, io dico che vi voglio bene eternamente. La cosa essenziale, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa, tutta l'Italia dovrà stare a casa, non avere pregiudizi di tante situazioni e non fare contrappello e bisticciarci con i carabinieri e le forze dell'ordine, che loro e le forze dell'ordine attualmente stanno rischiando la propria vita per salvaguardare il popolo italiano.
Io faccio un appello che vedo tanti social che rompono le palle, tanti ragazzate, tante persone che vanno in giro e magari spottano le forze dell'ordine. Io dico che ci vuole una massima severità, una massima dittatura in questo momento, ci vuole 2 mesi di dittatura. Siamo in democrazia, io sono contro la dittatura, ma oggi in 2 mesi, voglio dire, ci vuole una dittatura severa, a stile cinese. Ci vuole una dittatura, porco cane, una dittatura come la Cina. Non è ammissibile per 4 scemunite, cretini, stupidi, personaggi, ubriaconi, alcolizzati e drogati che impongono le forze dell'ordine, che ci ghisano pure le mani, che ci danno pure di mano e sparte si fanno dei video per essere del senso della ragione. Io dico forza alle forze dell'ordine, coraggio, combattiamo, che Conte in questo momento, il ministro Conte deve dare tutta l'autorità alle forze dell'ordine di essere più severi e dare come si dice, la via libera, pure se qualcuno sbaglia, di darci pure legnate con il senso giusto, perché non possiamo continuare così. È vero che è bella la democrazia, ma in questo periodo, 2 mesi di dittatura delle forze dell'ordine ci vuole per la massima severità, a stile Cina, a stile Putin, Russia. Io non sono per la dittatura, io sono per la democrazia, ma per combattere questa guerra del virus invisibile dobbiamo stare a casa per vincere noi italiani e vincere il mondo intero. Io dico che effettivamente, semplicemente, non è che siamo in galera, abbiamo tutti l'hobby che possiamo fare in casa, aiutare la moglie, aiutare chi ha i figli, di giocare con i figli e passare una vita, quello che non abbiamo fatto mai, con i sentimenti, con la moglie e con i sentimenti che ha figli a casa e chi ha magari qualche suocera e oppure qualche mamma a casa. Di passare queste giornate con allegria e simpatia per la vita, di rispetto per tutti. È inutile che andiamo in giro a fare cazzate, minchiate, scusando la frase che in Sicilia si usa, a dire queste cose, però stare a casa non è un reato, stare a casa è un senso della buona salute e rispetto reciproco per tutti. Questo voglio dire e questo voglio inoltrare. E allora io dico e faccio un appello a tutti. Divertiamoci, Facebook ci dà la possibilità di fare le dirette, ognuno facciamo le nostre dirette con allegria e simpatia. Perché si deve uscire per fare cazzate? Se ne vanno a fare la spesa per prendere aria, una coda di chilometri, ma che caso, facci dal momento in cui si allevia la fila. Facciamo tutti questo gesto e presto ne usciremo. Saluto Giovanna, ciao Giovanna. Allora io saluto a tutti con allegria e simpatia. Il Re dello Zenzero oggi vi tiene impegnati perché dobbiamo stare a casa una buona domenica con un po' di allegria e simpatia, pur essendo per tutto rispetto per i morti che ci sono stati. Però io, il sottoscritto, sto facendo la diretta effettivamente e semplicemente per stare in compagnia con tanti amici miei e con tanti amici dell'Italia, per inoltrare non solo allegria e simpatia, per alleviare i dolori che ci sono in questo momento su Facebook. Magari io do il mio senso di saluto, un comporto generale, visto che non ci possiamo salutare di presenza in Vivinza per i siciliani, non ci possiamo abbracciare con i miei parenti, con i miei nipotini, e per caso io sono qua, che così mi vedono e magari li saluto e stanno contenti. Io dico, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa e tutta l'Italia deve stare a casa. E onore alle forze dell'ordine e dare la possibilità a questo governo di fantascienza, che non fanno una legge che hanno fatto come la Cina, subito di far chiudere tutto completamente. Hanno chiuso tutto, la gente resta bene, solo il genere elementare. Qua
un giorno si chiude questo, un giorno si chiude l'altro, però oggi vedono la gravità e oggi hanno detto che chiuderanno tutto. Si dovrà chiudere tutto, fabbriche, solo il mangiare e le farmacie devono restare. Alessandro, ciao Alessandro, salutiamo Alessandro Guttadauro e dico di seguire la pagina di Alessandro dove ci sono tutte le notizie in quanto mai il merito. Marco Armenia, ciao Marco. Enrico Stozzarello, ciao Enrico. De Vito Giuseppe, saluto tutto Val Guarnera e vi ricordo che Val Guarnera, grazie ad Enrico per aver inoltrato tutta Val Guarnera, disinfestazione di qua e di là. Sto controllando tutti i paesi della Sicilia dove io dico che ci vuole molta disinfestazione e molta sanificazione. E dove si pubblica, dopo io dico una cosa, dove ci sono negozi di genere alimentare, di disinfettare e di fare una buona disinfestazione, perché chi va a comprare la spesa deve essere cautelato che magari io sto a casa per tanto tempo, dopo vai a catto pane e magari mi ritrovo che magari mi posso contagiare magari in una cosa. Fare una bella disinfestazione, io dico a tutti, veramente non è una presunzione, ma è una cosa, è un dovere che dovete fare per rispetto per noi, in quanto mai dovete fare una disinfestazione e una sanificazione dei locali più frequentati, dei generi alimentari. Io lo dico con tutto il cuore. A Villarosa, dove è il mio paese, già ho capito che la stanno facendo, l'ha fatto il forno di Giovanni Scelso e mio nipote, perché ha ascoltato le mie dirette e lui l'ha fatto Restivo, genere alimentare, l'hanno fatto il barbiere Clementi e penso che gli altri seguiranno per il mio paese, che quando ricordo, perché il paese mio è blindato e chiuso, non può entrare più nessuno in quanto mai per questo virus. L'appello dell'Arredo Zenzero è servito, perché io l'ho detto dall'inizio che non doveva entrare. Giorno 9 marzo io ho detto, quando è stato questo caos del virus, ho detto di chiudere tutto. Effettivamente è stato, diciamo, dopo tanto casino si è ascoltato. Allora andiamo al discorso, stiamo a casa e massimo rispetto per tutti. Io dico, inoltriamo allegria e simpatia. Effettivamente io dico, vi faccio una bella scapocciata di allegria dall'Arredo Zenzero. Un bacione a tutti, un bacione, auguri che fai il compleanno oggi, auguri, un abbraccio dalla Sicilia, dall'Arredo Zenzero, che siete del mio cuore. Ciao Angelo Zinna, Antonella Bagnato, ciao a tutti, un abbraccio a tutti, ciao Giuseppina Di Bella, ciao a tutti, un abbraccio veramente, ciao Fabio, tanti figli, giustiziere non è il dovere che dobbiamo fare. Giovanna, basta sapere se come ci sta. Un salutone, un abbraccio. Viva la Sicilia, viva l'Italia, presto ne usciremo e saremo tutti contenti. Un bacione a tutta l'Italia dall'Arredo Zenzero Sicilia. Un abbraccio a tutti. Un saluto, viva la Sicilia, viva l'Italia. Un salutone a tutti, viva la Sicilia. Ciao a tutti, purtroppo sono solo a casa. Rimpiango in questo momento di non vedere i miei nipoti, i miei parenti, però è doveroso di restare a casa e fare dei sacrifici. È triste la storia, però si deve adottare la situazione in quanto mai la situazione è triste.
Un abbraccio veramente a tutti. La casa è triste in quanto mai mi ritrovo dove la casa era piena dei miei nipoti e in questo momento purtroppo non c'è nessuno a casa. Non c'è nessuno a casa e dobbiamo stare, diciamo, in una situazione dove io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa, l'Italia deve restare a casa, che vinciamo la guerra, questa guerra con il nemico invisibile, un nemico invisibile, dobbiamo lottare tutti, restare a casa è un dovere e per la salute della nostra. Un abbraccio a tutti. Questo è Porta Fortuna, Uiemmerute e Corna, Porta Fortuna, un abbraccio veramente a tutti. Io quasi me la poserei, anche se abbiamo più di me. Porta Fortuna nella Sicilia, Porta Fortuna. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Poi è venuto, Porta Fortuna, virus, andare via, virus, Porta Fortuna. Chi ti detta? Viva la Sicilia, viva la Sicilia, viva la Sicilia, viva l'Italia. La Sicilia ama tutto il nord. Ciao Pino Pino. Allora c'è un altro compleanno. Ciao Rosa Ascia, buongiorno. Allora abbiamo un altro compleanno e come tutti i compleanni effettivamente con il colpo e con la mente io dico di fare. Allora abbiamo Pino che fa gli anni, un altro compleanno che fa bene per la nostra giornata di fare gli auguri pure a Pino. Auguri Pino, questo è dedicato a te, 59. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Pino, tanti auguri a te. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Pino, tanti auguri a te. Auguri Pino, buon compleanno, 59 candeline, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, un abbraccio veramente con tutto il cuore. Tanti auguri. Auguri! Auguri Pino! Auguri dallo zenzero, auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a Pino e auguri a tutti quelli che fanno il compleanno! Allora auguri a Pino, è bello, vedete che la cosa sentimentale è bello per me inoltrare allegria e simpatia in vivenzia, in senso che effettivamente giustamente qualcuno magari si ricorda oggi fare un compleanno, ma sono giornate tristi, però è bello che magari inoltriamo con tutto il popolo mondiale italiano, perché noi ci guardano dal Canada, dal Venezuela, tutta l'America di qua, tutta l'America di là, dove dall'Australia, insomma. C'è una situazione in quanto mai questa situazione. Visto la situazione facciamo gli auguri a quelli che vanno compleanno, è bello che uno effettivamente con il colpo e con la mente, diciamo, sinceramente con il colpo e con la mente, sinceramente il sottoscritto eternamente vi vuole bene. Allora questa è una cosa meravigliosa, è una cosa bella dalla Sicilia, è stato per me un piacere di inoltrare l'allegria e la simpatia e mentre reciprocamente con il colpo e con la mente, lo dico sempre, che effettivamente, naturalmente, probabilmente ne usciremo fuori di questo manicomio, di questo virus bastardo che ci sta colpendo. Con un nemico puoi combattere in quanto mai che sei in guerra, ti aspetta un nemico, ma questo virus lo possiamo combattere perché è invisibile.
Purtroppo ci hanno mandato questo nemico invisibile, studiato apposta per distruggere noi, ma noi distruggiamo loro. Non uscire di casa, non uscire di casa, effettivamente è una cosa bestiale. Io resto a casa, tutti restiamo a casa e tutti dobbiamo restare, l'Italia dobbiamo restare. Combattiamo questo virus che effettivamente lo combattiamo. Salutiamo Rosalba. Ciao Calogero, ciao Riccardo, un abbraccio a Nico e Rosalba, miei nipoti. Purtroppo non li posso vedere, che effettivamente sono a casa loro, e ci vediamo su WhatsApp, su Messenger, e mi viene pure da piangere. Tutti i miei nipoti e Vincenzino pure, che effettivamente è stato qui cresciuto a casa mia e purtroppo deve restare a casa sua, e non lo posso vedere, lo vedo su WhatsApp, meno lo chiamo, meno lui, diciamo, piange. Effettivamente quando mi vede piange, che magari mi vuole vedere di presenza. Questo per me è un dolore grande, certe volte per questo non vado in diretta, per questo motivo, perché mi manca i miei nipoti, e dico Vincenzino che faceva pure le dirette con me. Questo per me è una cosa stravolta, purtroppo è così. Dobbiamo restare ognuno per le nostre case, per rispetto di tutta la famiglia, e così andiamo di qua. Allora, un'altra canzone che a me mi piace e la tengo eternamente, Facebook finalmente si è stufata e me l'ha lasciata, perché me la lavava sempre. Perché effettivamente dice che non sono autorizzato, però la leva, stava in panzacchetta. Però io la metto sempre, si è stufata e me l'ha lasciato. Però è una cosa che io voglio dedicare a tutta l'Italia, perché è una canzone per me bella e dedicata a tutti. Dammi le tue mani, nei tuoi pensieri strani, La bocca che mi tira su. sento la tua energia, da quell'allegria, il fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Ciao Calogero, ciao Vincenzo, ciao a tutti, un bacio a tutti i miei nipoti. Ciao amore, cosa fai? Dimmi cosa Saluta sei. mia sorella Rosa, mia sorella Mina, mia sorella Saluta mio fratello Peppe, buona guarigione, che si trova all'ospedale. Ciao Peppe. Ogni tuo respiro, amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei la più bella del mondo. Dedicata a tutti, tutta l'Italia. Ciao Pietro Salvaggio, ciao Pietro, saluta tutti. Un abbraccio, ciao Nuccio di Michele. Anche in questo momento difficile può diventare, lo so, per alleviare i dolori. Ciao Daniela, dov'è Antonino? A tutti ci mancano. Un abbraccio a tutti gli amori mio. Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi cosa sei. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei l'unica stella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella, di notte e di giorno. Pasquale Pellicano, buongiorno. Saluto mio nipote Angelo. Mio nipote Angelo K. Ciao, un abbraccio. Un cuore per tutti, per l'Italia, un cuore per tutti. Amore mio, amore te, amore te, amore te, oh. Sei tu la più bella del mondo. Un abbraccio dall'eroe Sei dello l'unica Zenzero. stella, di notte e di giorno. Amore, amore mio,
Sono Angelo, lo so, ciao Angelo, un abbraccio a mio nipote Angelo, un abbraccio veramente che si trova pure là sopra in Arte Italia. Stiamo a casa Angelo, stiamo a casa, non usciamo effettivamente perché è la cosa un po' triste, triste la situazione, ok? Allora, niente, il mio messaggio di una buona domenica, di un buon caffè è stato veramente con tutto il cuore di restare a casa, perché dobbiamo, per vincere questo nemico invisibile, dobbiamo restare a casa. Dobbiamo restare a casa. Ciao Giacomo! Giacomo Riggio dal Belgio, c'è un altro compleanno e questo è Ozzeletto che mi tiene al cuore, ero doveroso di fare pure gli auguri a Cirillo perché ha fatto pure il compleanno, un altro compleanno che oggi compleanno, auguri o zio Calogero con tutto il cuore perché lo tengo nel cuore veramente. Auguri, allora un altro compleanno e questo lo devo fare con tutto il mio cuore come l'ho fatto con gli altri, con i 2 compleanni precedenti. Questo è il terzo compleanno che facciamo in diretta. Ciao Alessia, un altro compleanno, zio Lillo, auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, oh zio Lillo Riggio, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a zio Lillo, tanti auguri a te. Zio Lillo, auguri! Un abbraccio da Patrizio e tutta la mia famiglia, ti fa tutti gli auguri. Un abbraccio a zio Lillo. Un saluto a Radio World Family di Roberto Libero. Un abbraccio all'amico mio. Auguri zio Lillo. Allora, questo era Davroso zio Lillo, che io lo conosco sia per l'affetto che mi dà, veramente ci sono persone, la Rosa, siamo tutti quasi parenti, no, non è un mio parente, ma lo stesso che io lo chiamo zio Lillo per rispetto, ma non siamo parenti, ma zio Lillo significa che l'ho del cuore perché è una vita che ci conosciamo, una vita che mi rispetta, una vita che magari ci conosciamo. Era doveroso che effettivamente con il suo figlio Giacomo abbiamo giocato pure a calcio assieme e ora sta lontano in Belgio e magari la lontananza non è mancanza in quanto mai suo papà si trova a Villarosa e magari ci sono dei ricordi magari bestiali che non si possono riunire in questo momento con questo virus. Io voglio salutare veramente il mio amico Roberto Libero in quanto mai sta a Milano e dico a lui di stare attento. E dico che effettivamente che Roberto Libero purtroppo le porte si sono chiuse per quanto riguarda la mia, diciamo, pubblicità in senso personale da Re dello Zenzero, che lui inoltra la mia voce pure al nord per quanto ha una radio fantastica e io dico che qualcuno, io dico allora Roberto Libero, Radio World è un siciliano, un palermitano, un imitatore poco conosciuto perché effettivamente abbiamo le radio nazionali. Io dico di seguire Roberto Libero, siciliano, attore veramente, è una persona speciale in quanto mai lui inoltre la mia voce, inoltre il Re dello Zenzero e la mia dieta personalizzata che lui è ambasciatore dalla parte della Lombardia, inoltrare la mia voce. Io ringrazio Roberto Libero, ringrazio da Villarosa direttamente dalla Lombardia, in questo momento la Lombardia sta soffrendo, piange e io dico a Roberto Libero di stare a cuore, di stare attento e di inoltrare lui con la sua radio pure di stare a casa, la sua voce che lui è pure una radio, di inoltrare veramente come sto facendo io ogni 5-6 secondi, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa, l'Italia deve restare a casa. Io invito oggi lui di fare una diretta e di inoltrare per quanto riguarda tutta l'Italia, specialmente lui della Lombardia, dal nord, di fare che uno stacchetto, di dire sempre io sto a casa, dobbiamo restare a casa, l'Italia deve stare, che presto ne usciremo. Io faccio un appello a tutte le radio,
specialmente quelli che conosco, radio DJ in quanto mai deve dire sempre questa parola ogni 5-10 minuti, è una pubblicità ma serve perché le persone devono capire, è come un prodotto che rispunta dalla televisione, che ci fanno, inoltrano una marca di un oggetto che magari non sconosciamo, talmente ci fanno tanta pubblicità che quel prodotto dopo tu sei curioso e lo vai a comprare. Così effettivamente dobbiamo noi inoltrare la nostra personalità, quelle persone che siamo pubblici, in quanto mai che abbiamo tante visualizzazioni, di inoltrare magari la stessa pubblicità, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa e tutta l'Italia dovrà restare a casa. Talmente le persone magari sono così, sentendo tutte queste parole, dicono, mizzica, che cose veramente tinte, tutto non stanno dicendo, allora restiamo a casa, perché ci sono delle persone testone, ci sono delle persone che sono del cervello acute, sono del cervello manguscecco, che ora la canno, manguscecco gli ha la testa come a queste persone, ma inoltrando sempre la situazione, io resto a casa e tutte le radio, tutte le tv devono dire sta cosa, come fanno Canale 5 Italia che lo fanno ogni 5 minuti, tutte quelle persone che siamo in diretta dobbiamo dire sempre io resto a casa, tu resti a casa, noi dobbiamo restare a casa, l'Italia deve restare a casa, perché effettivamente deve capire il popolo ottuso, stupido, perché c'è la stupidità che veramente, che magari nessuno inoltre. Questo io voglio dire, la stupidità fa parte dell'uomo, quelle persone che effettivamente ci sono, oggi mi hanno detto, riferito, che ci sono più multe di contravvenzione delle persone che escono dei contagiati, tante multe che la gente hanno preso e pagheranno perché questo è penale e non se ne possono uscire, e spero che apriranno i carceri per mettere queste persone stupide, magari di un manicomio, per riflettere e fare un coso psicologico, perché non si deve uscire per colpa di queste persone ottuse, strunze e stupide. Noi soffriamo di stare tutti a casa. Se tutti restiamo a casa ci possiamo salvare. Allora, Alessio Tranghida, ciao, un abbraccio. Santino Imbroglio fa oggi anni, oggi, auguri, mentre che c'è l'occasione, ciao auguri a Santino, auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Santina, tanti auguri anche a Santina, auguri. Santina auguri, Santina auguri dalla Sicilia. Auguri Santina. Oggi ci sono tanti compleanni, effettivamente a me mi fa piacere, tanti amici che io a uno non voglio dimenticare nessuno, ma effettivamente è così. Qualcuno scusa, anzi sono dimenticato a salutare, ma non ho dimenticato nessuno perché dopo vado a controllare la situazione. Niente, allora io resto a casa, noi restiamo a casa e tutti restiamo a casa. Allora il mio spot oggi è questo, di inoltrare sempre questa situazione, pur sento che vi stiate stressando qualcuno, non mi interessa un cavolo. Fabrizio Ospitale, ciao Fabrizio, spero che in Francia la cosa è diventata pure pericolosa là. Il presidente è quello che è francese, è un po' ottuso come in Italia, speriamo che chiuderanno e faranno tutte le cose previgenti, che prendono l'esempio magari dell'Italia che ha sottovalutato la situazione e oggi ci ritroviamo più contagiati che mai. La Cina se ne è liberata prestamente perché hanno adottato tutto un tipo di dittatura severa. Purtroppo le forze dell'ordine qui sono mantenute perché se tocca a qualcuno magari rischia il carabiniere e le forze dell'ordine, quella persona magari ha un alibi e se fa un video con la mente che è stato malmenato, come ho visto un video, ma io dico di dare massima autorità alle forze dell'ordine, forza e coraggio che ce ne usciamo. Questo deve essere il presidente Conte, che deve usare due mesi di dittatura severa a stile Cina per uscirne di questa situazione, se no non usciamo, perché sempre dicendo ci sono queste persone stupide, ottuse di questa cosa. Ok,
a te ti funno il cervello, purtroppo ci sta fondendo il cervello, fatti una diretta e così facciamo una videochiamata in conferenza di WhatsApp e così ti faccio passare a alleviare i dolori, Fabrizio. Purtroppo dobbiamo restare a casa. Carmelo, ciao Carmela, ciao Gregorio, ciao e buona domenica a tutti gli amici miei, tutti i compaesani e tutti i villarosani. Allora, io effettivamente a un bel po' che sono in diretta, però dico e mi fa piacere di tenere compagnia con armonia e con simpatia per tutti quelli che mi conoscono, per alleviare i dolori che succede a ripetere. No, no, allora questa l'abbiamo fatta. Ora facciamo un po' di scherzo in quanto mai per l'uccellino. Piacere di un intenso profumo. Allora, questa è una cosa meravigliosa dell'uccellino per tutti. Oggi godetevi l'uccellino che manca. Godetevi l'uccellino, grazie Roberto, condividala la diretta sulla tua pagina questa. Era lì che voleva volare, l'uccellino dell'acqua al mare. Era lì che voleva volare, l'uccellino dell'acqua al mare. Ora è vecchio e più non vola, l'uccellino di Nicola. Elisabetta Sollami, ciao Elisabetta, un abbraccio dalla Sicilia. Godetevi l'uccellino che lo può. Un po' spennato, l'uccellino di Renato. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Gli è caduto nel gabinetto, l'uccellino di Roberto. Dove Benedetto? Era lì che voleva volare, l'uccellino della Roberto del La gabinetto. prima notte di matrimonio si è ammosciato l'uccello di Antonio. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. È un uccello senza valore, l'uccellino di Salvatore. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Ha una faccia Giuseppe da Spoto, cretino, ciao. l'uccellino di Tonino. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Dorme sempre, è molto stanco, l'uccellino del signor Franco. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Sembra il pendolo di un orologio, l'uccellino ammosciato di Giorgio. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. È invecchiato, ha i capelli grigi, l'uccellino di Luigi. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Domani c'è il funerale, Grazie. per l'uccello di Pasquale. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Fa un po' puzza, non è più fresco, l'uccellino di Francesco. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Si risveglia ogni 2 anni, l'uccellino di Giovanni. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. È rimasto con poco pelo, l'uccellino di Carmelo. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Sta morendo piano piano, l'uccellino di Graziano. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comare. Non fa più avanti e indietro, l'uccellino ammosciato di Pietro. Pietro, stai che attento. voleva volare, l'uccellino della comare.
glielo hanno tagliato a fette. L'uccellino di Giuseppe era lì che voleva volare, l'uccellino della comare è morto nel suo nido, l'uccellino del signor Guido era lì che voleva volare, l'uccellino della comare ogni notte sbaglia l'orario, l'uccellino cretino di Mario era lì che voleva volare, l'uccellino della comare è morto sul divano, l'uccellino napoletano era lì che voleva volare, l'uccellino della comare si risveglia ogni 6 mesi, l'uccellino dei pugliesi era lì che voleva volare, l'uccellino della Puglia, viva la Puglia! lo richiedono in tutti i paesi, l'uccellone dei calabresi era lì che voleva volare, l'uccellino della comare se Forza lo Calabria! tengono con 2 mani, l'uccellone dei siciliani era lì che voleva volare, l'uccellino della comare facciamo tutti un bel Ciao, battimani Giuseppe agli Belluso! uccelli italiani era lì che voleva volare, Un abbraccio! l'uccellino della comare, l'uccellino ha bisogno di cure molto. Allora, voglio rispondere a Giuseppe Belluso, mi dice togli, porta fortuna, fai la persona seria. Allora, io faccio la persona seria e sono una persona seria. Caro Giuseppe Belluso, io sono qua per non inoltrare disgrazie, per non fare andare sulle persone dove ci sono notizie su Facebook che dicono sempre la stessa cosa, per non tenere ansia e depressione alle persone. Se io sono qua che faccio oggi il buffone, ma sono una persona seria, dove ho tante visualizzazioni e tanti amici che mi richiedono di fare una diretta in quanto mai per distrarre dalla situazione e per fare tenere un po' di allegria, di armonia, in quanto mai che a te sono cazzi che non ti interessano. Io sono una persona seria, una persona che rispetta attualmente tutti i morti che ci sono stati, però in questo momento io ho detto io resto a casa, questa è una diretta mia, di dare un appello, di stare a casa, io resto a casa, tutti dobbiamo restare a casa e tutta l'Italia deve restare a casa. Se tu vai a ripetere, vai a guardare la diretta, io ogni 5 minuti ho detto di restare a casa. Questa è una diretta in quanto a me tante le persone si collegano e di far capire alle persone di stare a casa. E mentre io non faccio il buffone, faccio tenere un po' di allegria e fare dare un sorriso alle persone, in quanto mai oggi le persone tendono con l'ansia e depressione, magari sentendo notizie di qua e di là. Caro Giuseppe, penso che tu non hai capito niente della vita, sei uno dei manicomio, veramente, uno che non capisce l'importanza psicofisica, mentale che attualmente tu mi dici a me. Il sottoscritto psicomentale posso essere quello che sono, ma effettivamente, naturalmente, probabilmente, tante persone che stanno guardando ci ho fatto spuntare un sorriso con allegria e simpatia. Tu purtroppo sei una persona criticante, uno che ha bisogno veramente della dittatura, dove ti mette là e ti dà delle frustate che effettivamente ti fa capire che cosa io voglio inoltrare. Se io sono in diretta è la volontà di tante persone che mi hanno chiesto effettivamente e naturalmente di tenerli un po' di allegria e simpatia, e mentre inoltrare la mia parola, come tutti che io spero che lo fanno, di restare a casa. È come la TV che ti fa il film di Pierino, un film di ridere, e mentre ogni 5 minuti ti dice di stare a casa e ti dice tutte le precauzioni in quanto mai di questo coronavirus. Il sottoscritto lo fa della sua povertà, della sua semplicità, una sua che stima tanti amici. Io lo sto facendo con tanto cuore, con tanto amore, senza guadagnare una lira, perché pretende io non sono qua
che guadagno di qua e di là. Io non guadagno niente, non ho mai guadagnato niente, non voglio niente. Io mi basta il mio lavoro, quello che faccio quando ora mi fanno lavorare. Invece le TV e altri punti di vista guadagnano di qua e di là e ti inoltrano sempre quello che sto inoltrando io della mia semplicità, onestà, tranquillità, serenità, e spero che probabilmente questo finirà. Questo io ho detto e questo ti voglio dire. Questo, caro Giuseppe, come cavolo ti chiami, il sottoscritto ha tenuto compagnia veramente, pur essendo scherzando con le canzoni siciliane, però ho detto sempre, io resto a casa, tutti restiamo a casa, tutta l'Italia deve restare a casa e non facciamo, diciamo, queste situazioni. Se oggi sono in diretta, il sottoscritto è la volontà di tanti amici che non ci possiamo abbracciare e vederci, e così ci vediamo qua e inoltre di stare a casa, e mentre che effettivamente sicuramente tanti amici mi stanno guardando, sono a casa. Magari si passano il tempo e ascoltano la parola del re dello zenzero, pur essendo che ho una corona, pur essendo che faccio ridere, perché uno curioso sicuramente mi vede con la corona e entra su Facebook. Se io facessi giacca e cravatta nessuno mi guarderà, perché pretende, magari ci pare una pubblicità per truffa. Io sono semplice, sempre una tuta, una corona, in quanto mai il sottoscritto il re dello zenzero, conosciuto quasi in tutto il mondo, inoltre a tutta l'Italia di stare a casa. E tengo compagnia e onestà. Saluto il mio amico Peppe Gallo dalla Germania. Allora, saluto veramente a tutti, Salvatore Sutera, Salvatore Silvana, ciao Silvana, buona domenica a tutti, Maurizio K. Allora, questo Giuseppe Belluso, fai la persona seria, voglio capire se tu sei serio. È una cosa da pazzi, vabbè, non mi interessa, sono piccole persone, quello che ho detto, che hanno la mente stupida. La mente che effettivamente sono menti stupide, sono la mente stupida, e effettivamente nessuno può, diciamo, stare della cosa, della situazione. Effettivamente è così la situazione. C'è un Alessandro mi diceva, avanti signor Patrizio, lasciamo perdere. Allora lo so, purtroppo è la mentologia delle persone. Io mi chiamo Patrizio Zenzero Limone, leviamo sto signore, lo signore è solo uno, grazie. Purtroppo nessuno capisce l'importanza, effettivamente, perché sono in diretta e mi sto inoltrando per divulgare di stare a casa e di non inoltrare la situazione, in quanto mai di stare veramente a casa. Come qualcuno che mi ha seguito dall'inizio, io ogni 5-10 minuti ho detto la mia. Io sto a casa, noi restiamo a casa, tutti dobbiamo restare a casa. È ostile una cosa per inoltrare le persone, di farci entrare nella mente di stare a casa. La mia diretta non è stata magari per capriccio di fare lo buffone, in quanto mai magari in questo momento critico di fare uno spot magari a tutti i deceduti che stanno morendo di questo virus. Anzi, è una cosa per tenere in armonia, in allegria delle persone che sono ansiose e depresse in questo momento, e io inoltre un po' di allegria, un po' di sorriso e molta solidarietà per tutti i morti che ci sono stati, veramente con tutto il cuore. Questo, io sono un po' arrabbiato perché un cretino, uno stupido, un ignorante certe volte deve far capire come quelle persone che non capiscono di stare a casa e escono fuori. Questo, ci sono delle polemiche ogni volta, perché mi fa rabbia la situazione, per questa situazione. Certo, io sono così, io dico sempre la verità e inoltre sempre la sincerità per le persone che magari mi stimano, le persone che amo l'Italia, amo la Sicilia, amo il sud come amo il nord e come amo il mondo dell'amicizia veritiera, perché non si può essere criticato in quanto mai sono una diretta dove inoltre la situazione di stare a casa. Questa è una persona magari malata di mente, magari sarà depresso che sta a casa e magari rompe i palle e i coglioni. Punto e basta. Scusate la frase, perché è doveroso dirlo, a mandare a fanculo delle persone magari che non meritano. Non mi interessa niente che io dico questa parolaccia, ma effettivamente certe volte quando ci vuole, ci vuole. Da siciliano, italiano, è doveroso che io resti tranquillo. Ci può stare lo spottò di un'altra calunnia,
ma in questo momento non è l'occasione di effettivamente di inoltrare polemiche. Tutti dobbiamo essere uniti, tutti dobbiamo essere fratelli e condividere delle cose del rispetto reciproco personale, delle inoltranze che ognuno di noi fa. Io mai ho criticato una persona in quanto mai della situazione, ho detto magari un consiglio di darle, ma mai ho detto che io sono un pagliaccio, che quello è un pagliaccio, quello è un cretino, quello è un buffone. Mai la mia parola è stata volgare contro delle dirette, delle cose che ho fatto. Ho detto, se io ho visto qualcosa di storto, ho fatto, diciamo, una puntualizzazione, non tanto in privato, no, pubblicamente, e magari dire la mia. Ok, scusate per l'introduzione, per la volgarità che ho inoltrato in quanto riguarda questo Giuseppe Belluso, perché ero doveroso, perché sempre si dice in Sicilia, di una mannara c'è sempre la pecora nera. Di una mannara significa in italiano di una mantria di pecore, c'è sempre la pecora nera. La pecora nera è quella che mette scompiglio di tutta la mantria, che è bella, serena e tranquilla. La pecora nera fa sempre zizzanie, sempre polemiche e rompe sempre le palle e le cose che succedono. Questo. Saluto mia zia, mia comare Catarina, grazie mia comare, ciao comare. Allora, questa è la situazione. Scusate sempre che Redo lo Zendero è educato con tutti, ma quando ci vuole mandare a fanculo a qualcuno lo deve fare. Parliamo in chiaro, non mi interessa niente. Saluto Luigi Biancucci, salutiamo tutta la famiglia Biancucci, tutta la famiglia Biancucci in Belgio, in Olanda, in Villarosa e tutta la famiglia veramente. Allora io ora chiudo con questa bella sicilianata. La Sicilia con una serie di brani proprio popolarissimi siciliani. Viva la Sicilia! Potevano essere che loro direttamente con questa veramente Sicilia, armonia siciliana. Marisa, music e dance. Sicilia! La dance è una bella donna siciliana dove inoltre allegria e simpatia. Viva la Sicilia! Ciao Silvana, del popolo Silvana Principato! Viva la Sicilia! Sicilia terra mia, Sicilia terra di tutti! Viva la Sicilia, viva il nord! Viva la Calabria, la Puglia, la Campania! Viva Roma, viva tutta l'Italia, Veneto, Piemonte e Lombardia! Forza e coraggio! Io resto a casa, tu resta a casa, noi restiamo a casa, tutta l'Italia deve restare a casa, tutto il mondo deve restare a casa, il mondo deve restare a casa. Ciao Angelo, Ricata, ciao Angelo, saluto tutta la famiglia Ricata di Trapani, un abbraccio a tutti, tutta la famiglia Ricata di Villarosa, un abbraccio a tutti.
restiamo a casa, io resto a casa, tutti restano. Ciao a Manuela Pinato, un saluto, una buona domenica, restiamo a casa, un abbraccio dalle dallo centro, viva la Sicilia, viva l'Italia, viva il nord, viva il nord. Un saluto a tutti. Ciao Silvia Oscar. Sicilia terra mia, dove alimenti, terra di nostalgia e sentimenti, io canto e penso a te, Ok. Sicilia tu sei tutta vita mia, Sicilia mia, terra da mare, è sempre un sogno dove nel mare, penso staranci, cururi, non curi, riti da mamma e non esce più. Ok Silvia, posta sulla mia pagina il programma di Roberto Libero. Viva! Allora, c'è Silvia Oscar in collaborazione con i spettacoli, purtroppo sono tutte cose bloccate in quanto mai Roberto Libero inoltre con la sua radio dei spettacoli pure personalizzati, battesimi, comunioni, eccetera eccetera. Purtroppo oggi non si può fare niente visto la situazione che siamo tutti bloccati. Io dico che speriamo che si libererà tutto questo, che Roberto Libero ha la possibilità di essere chiamato come è stato sempre chiamato, di inoltrare con la sua voce presentatore, in quanto mai lui fa pure delle imitazioni, è bravo presentatore, di fare queste serate di comunioni, matrimoni, serate veramente spettacolari, battesimi, e che so, eccetera eccetera, dove ci sono eventi di compleanno. Roberto Libero disponibile in quanto mai della situazione. Spero che tutto si bloccherà. Allora tutto si bloccherà, si sbloccherà e magari c'è una forte collaborazione con Roberto Libero. Un abbraccio dalla Re dello Zenzero, da Villarosa Enna, spero di essere stato chiaro. Il mio messaggio è quello che ho inoltrato: io resto a casa, tutti restiamo a casa, l'Italia deve restare a casa. La mia diretta è stata principalmente di inoltrare questo messaggio a tutti. È vero che spunto con la parola, è vero che inoltro allegria e simpatia, ma tutto rispetto per tutti i deceduti che purtroppo hanno perso la vita con questo virus invisibile. Io sono vicino a loro, anzi, facciamo l'ultima per rispetto di tutti, scusate. Allora facciamo un inno, allora inno Italia per tutti i deceduti per quello che riguarda la situazione che è successo, è successo. Allora mi levo la corona e per tutti i defunti che hanno perso la vita facciamo l'inno italiano. Alla corte, siamo pronti alla morte, siamo già alla corte, l'Italia chiamò. Siamo già alla corte, siamo già alla
questo è in onore per tutte le persone che hanno perso la vita, per far capire che il sottoscritto, ciao Santo Dalù e tutta la famiglia Dalù, questo era doveroso chiudere per tutti i defunti che magari col coronavirus si è portato via tutte queste persone, sperando di una buona domenica a tutti. Il sottoscritto ha tenuto compagnia con armonia e la mia sponsorizzazione personale senza che io guadagni niente, però per far volere bene le persone. Ho detto il mio spot oggi, qualcuno magari ha interpretato male, di allegria, simpatia, ma per deviare delle persone per vedere le mie dirette, per dire a loro di stare a casa. Il sottoscritto, ciao Peppe, buona domenica Patrizia Genco, buona domenica a tutto il gruppo Zenzero e Limone, Giuseppina Di Bella, Sabina, Anna, Fabio, mio compare Emanuele, Antonio Macaluso, che non lo vedo, allora Daniela, Laura, allora tutto il gruppo Zenzero e Limone, sperando Pietro Merentino, Anna Nesta, insomma, quello che io magari ricordo, e la mia voce spero che vi è tenuta compagnia. Niente, l'unica cosa è di tenerci forte, di stare a casa. Allora, io resto a casa, tutti dobbiamo stare a casa, l'Italia deve stare a casa e tutti mettete l'esempio dell'Italia, che siamo precipitati così con tanti morti, di tutti gli stati, tutti gli italiani al mondo, state a casa, state a casa, state a casa, che stiamo combattendo una guerra con questo virus invisibile. Ok, un bacione Giuseppe, condividi la diretta se puoi di qualche gruppo, mi fa piacere. Ciao, un abbraccio, buona domenica e buon pranzo a tutti. Dall'ora dello Zenzero, ciao a tutti.